Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne Eucaristia pasquale riceveremo la benedizione papale che, attingendo al tesoro di grazia della Chiesa, ci donerà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i nostri peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e invochiamo il dono pasquale della riconciliazione. Fratelli e sorelle, tutta la Chiesa è in festa per la vittoria pasquale di Cristo sul peccato e sulla morte. Anche noi, con il battesimo, siamo risorti a vita nuova. Ed ora vogliamo fare memoria di questo inestimabile dono ricevendo l'aspersione con l'acqua battesimale benedetta questa notte durante la veglia pasquale. Ognuno di noi, sinceramente pentito dei propri peccati, possa sentirsi rinascere a una vita nuova e ricevere il perdono del Padre. Ripetiamo insieme: gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. O Padre, gloria a te, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti della salvezza. Gloria a te, Signore. O Cristo, gloria a te, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel fonte battesimale con la parola della vita. Gloria a te, Signore. O Spirito Santo, gloria a te, che dalle acque del battesimo ci fai rinascere come primizia della nuova umanità. Gloria a te, Signore.
Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Preghiamo.
O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo Figlio unigenito hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la risurrezione del Signore di rinascere nella luce della vita, rinnovati dal tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: «Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficiando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Parola di Dio. Piedi per il canto della sequenza. Cristo nostra Pasqua è stato immolato, facciamo festa nel Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Queste parole le abbiamo appena ascoltate nella seconda lettura, tratta dalla lettera ai Corinti di San Paolo, e le abbiamo ripetute anche al canto del Vangelo. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Facciamo festa. È un testo che di solito non viene molto commentato, ma mi sono soffermato proprio su questo. È un testo molto antico, risale a 20 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, probabilmente prima ancora che ci fosse la redazione finale dei Vangeli. Quindi un testo che risale a pochissimi anni dopo la morte e risurrezione di Gesù, eppure, come tipico di certe espressioni di San Paolo, contiene già, in una sintesi impressionante, la piena consapevolezza della novità cristiana. Paolo, che era un ebreo a tutto tondo, è diventato discepolo di Cristo e proprio grazie alla sua esperienza personale, mistica per certi aspetti di Gesù, individua immediatamente il centro della novità cristiana rispetto all'Antico Testamento. Soffermiamoci a comprendere questa breve lettura che di solito sorvola e magari ha dei termini che non riusciamo neanche a comprendere. Soffermiamoci a comprenderla e a gustarne il senso e il messaggio per noi. In queste poche parole, perché è una lettura molto breve, viene anzitutto rievocato uno dei simboli centrali della storia della salvezza, Antico e Nuovo Testamento, cioè l'agnello pasquale immolato. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Si riferisce all'agnello pasquale. E questo agnello
viene identificato in Gesù, chiamato appunto nostra Pasqua. Cristo, nostra Pasqua, agnello immolato. La Pasqua ebraica, penso che qualche volta almeno ne abbiate sentito parlare, la Pasqua ebraica, che era il memoriale della liberazione dalla schiavitù d'Egitto, prevedeva ogni anno il rito dell'immolazione dell'agnello. Un agnello per famiglia con delle regole molto precise date nell'Esodo da Mosè, un agnello per famiglia secondo la prescrizione mosaica. L'agnello immolato non era semplicemente un modo di mangiare qualcosa, no, rievocava un episodio assolutamente fondamentale per il popolo di Israele. L'angelo sterminatore che aveva colpito tutti i primogeniti d'Egitto, l'ultima, la settima piaga, quella che fece decidere il faraone di lasciarli partire, l'angelo sterminatore aveva invece risparmiato tutte le case degli ebrei, perché sulla porta di ingresso avevano spalmato il sangue dell'agnello immolato. Quel sangue aveva costituito la salvezza di Israele, che così poté trovare vita e libertà. Nella sua passione e morte Gesù rivela di essere lui il vero agnello immolato sulla croce per togliere i peccati del mondo. Egli fu ucciso proprio nell'ora in cui era consuetudine immolare gli agnelli nel Tempio di Gerusalemme, perché era la Pasqua. Il senso di questo suo sacrificio lo aveva anticipato lui stesso durante l'ultima cena, cambiando le parole e i gesti della cena pasquale ebraica. Sotto i segni del pane e del vino che aveva spezzato e condiviso, sostituiti ai cibi rituali del pasto ebraico, aveva consegnato il suo corpo e il suo sangue. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue versato per voi. Quel sangue versato, quel corpo spezzato che il giorno dopo avrebbe offerto morendo sulla croce. In questo modo possiamo dire che Gesù ha portato a compimento la tradizione dell'antica Pasqua e l'ha trasformata nella sua Pasqua. Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. E sentiremo nel prefazio, è Lui il vero agnello pasquale. Lo sentirete fra poco, è Lui il vero agnello pasquale. È una ricchezza di riferimenti che a noi a volte sfugge, ma che è bene aver presente. E a partire da questo nuovo significato della festa pasquale, che con l'ultima cena di Gesù assunse per i suoi discepoli un significato completamente diverso, si capisce anche l'interpretazione della seconda figura che San Paolo usa nella sua breve lettura che abbiamo ascoltato, la figura degli azimi. La figura degli azimi, qualcuno dirà cosa sono gli azimi, i bambini certamente si dirà cosa sono gli azimi. Gli azimi erano il pane cotto senza lievito. La particola con cui facciamo la comunione è pane azimo. E anche qui l'Apostolo si riferisce ad un'antica usanza ebraica. In occasione della Pasqua bisognava eliminare dalla casa ogni più piccolo avanzo di pane lievitato. E dove c'erano bambini nelle case entravano anche loro in questa eliminazione, perché venivano nascosti di qua e di là dei pezzetti di pane lievitato vecchio e poi i bambini venivano sguinzagliati per la casa per trovarlo ed eliminarlo. Ma perché? Ecco, da una parte questa usanza costituiva un ricordo di quanto era accaduto ai loro antenati al momento della fuga dall'Egitto. Uscendo in fretta dal paese, ricordate il libro dell'Esodo, avevano portato con sé soltanto focacce non lievitate. Al tempo stesso però era un segno di purificazione
eliminare ciò che è vecchio per far spazio al nuovo. La Pasqua era anche un rinnovamento. Ora, spiega San Paolo, a partire dal nuovo Esodo, che è stato la Pasqua di Gesù, il passaggio di Gesù dalla morte alla vita, anche questa antica usanza acquista un nuovo significato. Come Cristo, che è il vero agnello, ha sacrificato se stesso per noi, così anche noi, suoi discepoli, grazie a Lui e per mezzo di Lui, possiamo e dobbiamo essere asimi, cioè pasta nuova. Dobbiamo essere liberati da ogni residuo del vecchio lievito, cioè il lievito del peccato. Il vecchio lievito è il lievito del peccato. Niente più malizia, niente più cattiveria nel nostro cuore. Celebriamo dunque, dice San Paolo, celebriamo dunque la festa con azimi di sincerità e di verità nuovi. La Pasqua deve davvero rinnovarci. Uniti al vero agnello pasquale, noi siamo morti al peccato, liberarci dal lievito del peccato. Cari fratelli e sorelle, vedete, questa lettura breve è di un significato densissimo, ricchissimo. Accogliamo proprio, abbiamo cercato di capirlo un po', accogliamo quindi l'invito dell'Apostolo, apriamo l'animo a Cristo, vero agnello immolato, morto e risuscitato, immolato per noi, il suo sangue ci salva. Apriamo l'animo a Cristo perché ci rinnovi, perché elimini dal nostro cuore il veleno del peccato, della cattiveria, della morte e vi infonda la linfa vitale dello Spirito Santo, la vita divina ed eterna, che noi abbiamo già ricevuto. Abbiamo già ricevuto quel battesimo. Si tratta di non perderla, di non rovinarla, ma di farla crescere come un seme. Nella sequenza pasquale che abbiamo sentito cantare dal coro, quasi rispondendo alle parole dell'Apostolo, Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato, facciamo festa in Lui, abbiamo cantato Scimus Christum surrexisse a mortuis vere. Sì, sappiamo con certezza che Cristo è veramente risorto dai morti. È proprio questo il nucleo fondamentale della nostra professione di fede ed è questo il grido di vittoria, di gioia che tutti oggi ci unisce. E se Gesù è risorto e dunque è vivo, chi mai potrà separarci da Lui? Chi mai potrà privarci del suo amore che ha vinto l'odio e ha sconfitto la morte? Nessuno, se noi rimaniamo uniti a Lui. Chi non sentirà la spinta e lo slancio verso un rinnovamento interiore allora? L'annuncio della Pasqua, cari fratelli e sorelle, si espanda nel mondo con il gioioso canto dell'Alleluia che abbiamo fatto, si espanda attraverso la nostra testimonianza, la nostra vita, con parole e segni concreti, come siamo capaci, ma c'è spazio per questi gesti di novità. Cantiamo l'Alleluia pasquale con le labbra, ma cantiamolo soprattutto con il cuore e con la vita, con uno stile di vita azimo, cioè puro, nuovo, fecondo di azioni buone. Surrexit Christus spes mea, precedet vos in Galileam, diceva sempre la sequenza. Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea. Il risorto davvero ci precede e ci accompagna per le strade del mondo. È Lui la nostra speranza, è Lui la pace vera del mondo. Affidiamoci a Lui, chiediamogli di credere sempre più fermamente in Lui, di affidarci a Lui. La nostra vita davvero sarà sempre nuova.
Rinnoviamo la nostra professione di fede con il canto del credo. Lo troviamo al numero 33 del libretto dei canti. Ci alterniamo con la Schola Cantorum. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum.
Fratelli e sorelle, in questo giorno che celebra il fulcro della nostra fede, con il cuore pieno di gioia ci rivolgiamo a Dio perché il suo progetto di amore, realizzato in Cristo, venga accolto pienamente dall'intera umanità. Preghiamo e ripetiamo insieme: per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di gioia. Trasforma la tua Santa Chiesa, generata dal Cristo sulla croce, e fa che viva sempre nella sua luce di risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di vita. Trasforma le regioni dilaniate dalla guerra, sostenendo quanti cercano la pace, e dona successo ad ogni tentativo di riconciliazione. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di luce. Trasforma il nostro Paese e libera la terra dalle tenebre del male e della violenza, per vivere da fratelli. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di speranza. Trasforma i giorni di coloro che si trovano nella sofferenza e infondi loro coraggio e fiducia per affrontare la prova della luce della Pasqua. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Padre, questo è un giorno di risurrezione. Trasforma la vita di tutti noi e confermaci nella fede, speranza e amore, capaci di essere sempre testimoni gioiosi del regno di Cristo risorto. Noi ti preghiamo. Per la risurrezione di tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Signore Gesù, che con i tuoi insegnamenti e la tua vita illumini il mondo immerso nel peccato e nella morte, aiutaci a riconoscere la nostra dignità di figli di Dio e a vivere come testimoni luminosi del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi, Signore. Umili e pentiti accogliti, Signore, e sia grande.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, o Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente rinasce e si nutre la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, Santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo
in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo,
che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di Dio. Che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Il coro vuole ora dedicare questo canto composto da Don Giovanni della Giustina per il tema della pace come auspicio in questo momento tragico. Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Eccellenza, desideriamo rivolgerle il nostro augurio per questa Pasqua. L'altro giorno, alla Messa del Crisma, Monsignor Don Martino, facendole gli auguri, l'ha ricordata, e così tutti la ricordiamo, come un vescovo che in questi anni ha sempre corso generosamente, con dedizione, sempre sul pezzo, come si dice, pronto, e le ha rivolto questo augurio in quest'ultimo periodo che vede ormai avvicinarsi la conclusione del suo ministero tra noi, di poter rallentare e di godersi i momenti, le cose. Aggiungo, godere non sempre si riesce a godere, perché le cose non sono così facili. Tante volte anche nella nostra Chiesa sono faticose e non danno certo grandi soddisfazioni. Penso al segno dell'uovo di Pasqua, che dentro ha la sorpresa. Per noi la risurrezione del Signore è la sorpresa. Ecco, le facciamo questo augurio, che in ogni cosa sappia trovare, vedere la sorpresa che ha dentro, quella sorpresa che il Signore mette dentro le cose,
E accompagniamo questo nostro augurio di un animo ancora e sempre fresco, giovanile, capace di sorprendersi, con tutto il nostro affetto, l'augurio di ogni bene. Ed ecco, una coppia di sposi viene a farle personalmente gli auguri a nome di tutti noi. Grazie Don Graziano, grazie alla coppia di sposi, grazie alla parrocchia della cattedrale, sempre molto presente, pur nella discrezione, ma sempre avverto davvero in tanti momenti l'affetto e il legame che nutrono per la figura e la persona del Vescovo. Grazie di cuore, grazie. Prima di concludere la Santa Messa con la benedizione solenne, anzitutto un grande saluto e un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi e a tutte le vostre famiglie, in modo tutto particolare ai bambini che sono qui, stati bravissimi, e a quelli che sono nelle vostre case, e agli anziani che magari non sono, desidererebbero essere qui, non possono. Un grande saluto anche attraverso le frequenze di Radio Palazzo Carli e di Tenda TV. Molti sono stati raggiunti. Un grande saluto a loro e un grande ringraziamento anche agli operatori che puntualmente hanno fatto questo servizio in tutte queste liturgie. Un grande grazie anche al nostro coro che ci ha accompagnato sempre con molta sensibilità e attenzione, e a questo proposito chiederei a Don Mirko di leggere un piccolo decreto che ho fatto e che desidero comunicare oggi. Dopo aver valutato le direttive magisteriali sia di ordine generale che di ordine particolare, il Vescovo di Vittorio Veneto, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Corrado Pizziolo, al fine di garantire un servizio stabile del canto e della musica nelle celebrazioni liturgiche della Chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto, con il presente provvedimento canonico erige la cappella musicale Monsignor Giovanni della Giustina nella Chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto. Scopo principale della cappella musicale è prestare servizio nelle celebrazioni presiedute dal Vescovo della Diocesi di Vittorio Veneto, secondo i programmi concordati con il cerimoniere vescovile della stessa cattedrale. Con l'augurio che la cappella musicale e i suoi componenti, grazie al contributo delle loro doti musicali e canore, possano essere a servizio con spirito evangelico della Chiesa Cattedrale, invoca ogni grazia e benedizione del Signore. Vittorio Veneto, 31 marzo 2024, solennità di Pasqua di Risurrezione. Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto. Meritano un applauso. Fino adesso erano il coro della cattedrale, d'ora in poi sono la cappella musicale Monsignor Giovanni della Giustina della Chiesa Cattedrale di Vittorio Veneto. Non è che cambi l'essenza, però non è la stessa cosa. Grazie, se lo meritano davvero, grazie. Rado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi
a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi difenda da ogni insidia del peccato. Amen. Dio che vi rinnova per la vita eterna, nella risurrezione del suo Figlio unigenito, vi conceda il premio dell'immortalità futura. Amen. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua, possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. Amen. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto. Andate in pace. Alleluia, alleluia.